Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto la pillola, sarà una micropillola e parleremo un po' dei movimenti planetari, proprio perché in questo momento sui social vedete che c'è una grande tensione che si è sviluppata in pochissimo tempo e sta un po' coinvolgendo tutti a livello emotivo. Ma il vostro Marietto ha qui una dritta che mi ha detto, però praticamente lei Hildegarda, però qui lo dico, qui lo nego. Però prima di dire qui lo dico, qui lo nego, vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo gratuito. Bene cari amici, adesso il vostro Marietto vi spiego una cosettina, che questa cosettina era risaputa da tanto tempo dalla nostra Hildegarda, ma non l'ha mai snocciolata, per il semplice fatto che non voleva influenzare negativamente le persone, e quindi sapete anche un po' a livello professionale Hildegarda, visto che è molto seria, non ha mai voluto magari buttare benzina sul fuoco. Comunque il discorso è molto semplice: stiamo attraversando un periodo molto particolare in cui Urano, che è il pianeta che sovrintende i movimenti repentini, è nella casella del Toro, e quindi il Toro, che praticamente è quello predisposto per le cose materiali, viene influenzato in un modo molto potente da Urano, e questo ha creato questi sconvolgimenti su possedimento di case, terreni, società e quant'altro. Quindi praticamente ci troviamo in piena euforia negativa di questa situazione, che sta praticamente, nel nostro caso, un caso italiano, martellando senza pietà tutta la nostra economia. Il problema di questo è che siamo praticamente non al picco, ma siamo solo all'inizio. Quindi, cari amici, vi consiglio il vostro Marietto, soprattutto chi ha della materia, tipo appartamenti, case, roba del genere, prima di tutto di non comprare niente di nuovo vicino a dei ponti, anche perché il vostro Marietto già anni fa spiegava che sarebbero venuti degli avvenimenti molto importanti, e in caso di catastrofi, guerre e quant'altro, chiunque ha delle case vicino a un ponte dove possono passare tranquillamente dei mezzi blindati e roba del genere, è sempre meglio che gli stia lontano, perché è la prima cosa che il nemico cerca di abbattere. Ma detto questo, non vogliamo preoccuparvi o lasciarvi magari un pochettino in ansia. Vi diciamo però che la situazione dovrebbe migliorare dal 2026 in avanti. Quindi queste forme un po' di, non panico, fobia, ma di allarmismo che girano su Face non sono altro che la prima punta, la prima linea di quello che sta maturando in questo periodo. Prevedo che verso il 2023 ci sia ancora una sfuriata ancora molto più potente, però questo non deve impensierirci, perché chi ci segue avrà tutti gli strumenti eterici, astrali e quant'altro per potersi tranquillamente difendere o arginare questa ondata negativa che purtroppo colpirà tutto il pianeta. Naturalmente Hildegarda e il vostro Marietto Veneziano sono sempre pronti ad aiutarvi. In più vi devo dire una soffiata che Hildegarda prossimamente farà una bella live e anche dei bei video in cui spiegherà questo momento astrologico, visto che è la sua specialità, e spiegherà anche come cercare di proteggersi con i vari sigilli e magari anche riti operativi cerimoniali planetari. Bene cari amici, il vostro Marietto ha detto questa piccola pillola che ho dovuto fare soprattutto anche perché alcuni a livello astrologico mi chiedevano qualcosina, e la specialità è della Hildegarda, e la Hildegarda mi ha dato questa imbeccata e mi ha detto di girarla a voi. Quindi il vostro Marietto Veneziano vi saluta, vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!